Eccoci mister Bruno Gava, una bella vittoria, un 2-0 che ci sta tutto, almeno dal nostro punto di vista, un espulso però verso la fine degli avversari che non ha cambiato più di tanto la gara se non per il proseguo loro. Prima vittoria anche in trasferta della sua gestione. Cosa vuol dire? Beh, penso che il risultato sia giusto, abbiamo meritato di vincere in quel di Videlago. Abbiamo messo in campo una squadra ordinata, attenta, determinata e ho la fortuna di avere dei ragazzi eccezionali che mi seguono, che anche le seconde linee quando le chiamo in campo fanno il loro compito e lo fanno molto bene. Sì, abbiamo visto un Portogallo determinato come la partita precedente, una grinta di continuità, chiamiamola così, che ci mancava. Forse questo è anche il cambio di marcia che si aspettava dai giocatori. Ma penso che per essere una squadra di alto livello non serve solo la tecnica, ma ci vuole anche un po' di determinazione, attenzione, applicazione e dare sempre il massimo nei 90 minuti di gioco. Siamo riusciti ad approcciare molto bene questa situazione qua e i risultati stanno venendo. Sono contento di questa cosa. Sì, prima della partita eravamo a 3 punti da playoff e 3 punti dai playout. Con questa vittoria abbiamo guadagnato almeno un'altra posizione, questo ci fa anche giocare con più voglia di conquistare altri punti ancora e posizioni. Ma io sono abituato a guardare sempre dietro, non guardo mai davanti perché se guardiamo avanti dopo ho paura che qualche giocatore soffra dei vertigini, allora preferisco sempre guardare dietro e fin quando abbiamo tante squadre dietro vuol dire che siamo su una buona posizione. Il mio credo e spero che anche i miei ragazzi mi seguano su questa linea qua. Sì, allora diamo appuntamento a tutti per domenica al Mechia e avremo un Porto Mansuè che è una squadra che era nata, è nata per vincere e passare il campionato, sarà battaglia. È una partita difficile, affrontiamo una corazzata perché hanno una squadra con valori altissimi, con giocatori di esperienza, con giocatori di categoria superiore, però non si sa mai, il calcio è imprevedibile, non sempre, alle volte la più forte può vincere. Spero, mi auguro da parte mia, da parte della mia squadra, che ci sia la stessa attenzione che abbiamo messo in queste due partite qua e niente, ce la giocheremo a viso aperto. Allora, a domenica, grazie mister. Arrivederci.